Concittadine e concittadini del nostro Friuli Venezia Giulia, una nota da Fogolar Politic Europa Aquileiensis per rendere omaggio una volta tanto all'intero Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che con un motto d'orgoglio in cui pienamente ci riconosciamo ha approvato all'unanimità il 13 febbraio 2023 una mozione del consigliere professor Furio Onsel, ex rettore ed ex sindaco di Udine, indirizzata appunto d'onore non solo pacifista ed antitirannico ma anche patriottico della nostra piccola patria regione, a bloccare ogni invio di armamenti dal porto Foro Giuliano di Trieste verso l'Egitto assassino del nostro Giulio Regeni, e verso tutti gli altri paesi che non rispettano i diritti umani. Un'iniziativa in condivisione con l'associazione Tavolo della Pace, che tocca le corde della nostra fierezza, della fierezza in particolare di un civismo udinese e friulano, che come un Erinni, una mitologica ossessione, ricorda Regeni non una volta all'anno, ma il 25 di ogni mese, puntando il dito sempre innanzitutto contro un'Italia che non sa e non vuole farsi rispettare. Bravo il nostro Onsel, bravo il nostro indimenticato Sindic dal bel nome mitteleuropeo. E bravi tutti, stavolta sì, bravi tutti i nostri consiglieri. Un segno di compattezza in un periodo di elezioni in cui in genere si mira a distinguersi, ad esaltare elettoralisticamente le differenze, le divisioni. Bravi davvero. Ci hanno fatto sentire, ci hanno dato un esempio, ci hanno fatto sentire questa volta popolo, una volta tanto. Davvero irriducibili figli di Aquileia, ancora e sempre combattenti innati per la dignità civica, per la civiltà contro la tirannide e la barbarie, ovunque si trovi. Grazie consiglieri, grazie al nostro Onsel, profondo interprete dei sentimenti migliori di questa amatissima nostra terra, crocevia di popoli e di culture.